Passiamo invece al tema che riguarda l'autonomia della nostra regione. In Consiglio regionale è passata la legge sul referendum per l'autonomia, purtroppo è stata impugnata dal governo insieme a quella per l'indipendenza. Lei ha una soluzione su questo versante? I referendum sono consultivi. Quello sull'indipendenza comunque non porterà a nessun effetto, perché comunque, essendo previsto l'articolo 5 della Costituzione che l'Italia è una indivisibile, sarà un segnale politico se anche venisse fatto, se anche venisse vinto, ma non potrebbe portare ad altro. Quello sull'autonomia comunque non determina l'autonomia del Veneto, ma è un percorso praticabile. Noi abbiamo indicato un percorso che è costituzionalmente garantito e che quello porta a risultato perché c'è scritto sulla Costituzione, quindi non è una proposta ipotetica, è un percorso costituzionale. E articolo 132, invito chiunque in internet ad andarselo a leggere, sono poche righe, prevede che su istanza di un terzo degli abitanti rappresentati dai consigli comunali più un referendum approvato a maggioranza assoluta, più territori, quindi più regioni possano fondersi. E quindi la nostra proposta è fondere Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Veneto da solo ha 2/3 degli abitanti e quindi il Veneto da solo può portare avanti l'iniziativa, tenere il referendum e vincerlo sostanzialmente. E questo obbligherebbe, perché di fatto la procedura porta a questo, obbligherebbe lo Stato centrale a confrontarsi con il Veneto per negoziare la forma di autonomia, perché nel momento in cui deve essere costituita una macro regione del nord-est autonoma, devi decidere quale forma di autonomia dare al Veneto e quindi Roma dovrebbe negoziarlo. Quindi questo è un percorso che è, ripeto, scritto in Costituzione.